anche chi appartiene allo stesso partito è diverso. Ciascuno di noi ha un percorso culturale diverso, un percorso umano diverso. È la capacità, è la caratteristica migliore di saper mettere insieme le nostre diversità. Cosa intendiamo per politica, sia come questo gruppo, la nostra associazione, perché altri poi parlerà dell'associazione per approfondire. C'è bisogno di politici competenti con grande rigore morale, per uno sviluppo sostenibile, Abbiamo assistito nella comporre delle liste anche di qualche persona che abbiamo preferito che non fosse candidato. L'abbiamo combattuto, lo dirò alla fine, perché facessero un passo indietro quelli che hanno dei problemi con la giustizia. Non perché sono colpevoli, ma perché hanno qualche problema con la giustizia. Purtroppo non tutti sono stati in grado di fare questo passo indietro, perché vogliamo persone che siano autorevoli, ancora prima che per competenza, per moralità. Questo deve essere l'esempio che devono dare i nostri politici. Il rispetto della Costituzione, il rispetto dello Statuto. Dobbiamo soprattutto fare un grande sforzo di rigore morale. Ecco poi è l'aspetto che a noi interessa tanto. Una politica, e questo è importante, che non sia subordinata agli interessi di partito, ma una politica che si ponga a servizio di tutti i cittadini, anche di quelli che non fanno parte del loro partito. Soprattutto una politica che sia in grado di superare le lobby trasversali che ci sono, che hanno proprio l'obiettivo di offuscare il bene comune. È un problema nazionale, chiaro, non è solo il nostro italiano, ma la politica deve essere in grado di contrastare queste lobby trasversali che ci sono in tutti i partiti. Allora l'attenzione più importante che noi chiediamo è di combattere queste lobby. Perché la povertà, la mancanza di lavoro di cui stiamo soffrendo non è una cosa che arriva dal cielo. Non ci sono responsabilità di condizione politica, dove non viene data loro la possibilità di una crescita culturale, di una possibilità di lavoro nella legalità, perché devono tentare di sopravvivere al processo di legalità. I grossi delinquenti sono ben altri, nessuno possono testare sempre. Ma i nostri ragazzi, i nostri giovani, è una grande sfida, le problemi di cui mi occupo, che ogni giorno mi angosciano con dentro in carcere, vedo ragazzi di 20 anni, di 22 anni dentro un carcere. E mi chiedo sempre, ma sono nati? O è la produzione di questo nostro sistema economico che non riesce a dare loro rispetto e dignità? Ecco perché la Regione può fare tanto in questo settore. Cosa vorremmo noi come associazione? Le 5 parole che noi abbiamo messo su, che chiaramente non abbracciano tutte le problematiche, no? Qualcuno, per esempio alla mia chiesa, di cui io faccio parte, dice non è messa la parola famiglia. È chiaro che è dentro, se non c'è istruzione, se non c'è lavoro, che si può parlare di famiglia? Noi stiamo parlando delle fondamenta per una relazione significativa, umana, all'interno delle nostre famiglie. Allora le 5 parole sono: terra, liberare la nostra madre terra dall'industria bellica. Questo deve essere uno dei punti forti: liberare la nostra madre terra dall'industria bellica, che sta calpestando addirittura l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia non può fare la guerra, però ci prepariamo per la guerra. E questo è a scapito della nostra terra sarda. Ma sapete, credo che tutti lo sanno, che il 60% delle servitù militari di tutta l'Italia sono in Sardegna. Siamo stati per anni sfruttati, violentati nella nostra madre terra. La terra che invece di nutrirci e di creare vita genera morte. Qualcuno dice crea posti di lavoro. Ma vorremmo altri posti di lavoro nella coltivazione della terra, perché venga nutrita la nostra Sardegna. La parola pace che si può realizzare all'interno della nostra Sardegna, che deve diventare simbolo all'interno del Mediterraneo, di questa nostra posizione
geografica centrale nel Mediterraneo. I ragazzi non vogliono andare più a scuola, perché non funzionano le scuole professionali? Perché non si acquisiscono le conoscenze? È chiaro che al potere è molto comodo, perché tu non puoi far diventare suddito. Chi non conosce i suoi diritti, chi non viene rispettata la propria dignità. L'istruzione deve diventare un centro fondamentale della politica, la formazione, l'acquisizione delle competenze, per non lasciarsi dominare dai poteri forti, per essere capaci di leggere i mass media, di conoscere la realtà in cui noi viviamo. Lì consiste la libertà, la realizzazione della nostra umanità, nelle conoscenze e nelle competenze. La parola va fuori. Cosa si può dire di questo? Che la vera dignità di ciascuno di noi è lì, nel contribuire a continuare la creazione di questo mondo. Non è che sono un po' credente, dico che Dio non sono iniziata la creazione, ma l'ha affidata a noi. Ma questo avviene attraverso il lavoro, non tanto attenti per un compenso economico necessario per vivere, ma per la realizzazione di se stessi, per mettere a frutto le proprie capacità, le proprie competenze, le proprie intelligenze, le proprie capacità affettive. Il lavoro è la strada maestra per dare dignità a ciascuno di noi. Di cui parlavamo in modo più diffuso prima con Francesco presentando il ragazzo. Ma tutti che cosa hanno bisogno? Lavorare. E non tenere in carcere all'occhiare, è la condanna peggiore che si può dare a un ragazzo di 18, 20, 25 anni, chiuso in una cella a oziare. Perché non riconoscere il loro bisogno, diritto di lavorare e di vivere del proprio lavoro e di non essere assistiti dallo Stato, che diventa sempre più penale invece che sociale. Quando non funziona il sociale interviene per forza lo Stato penale. E l'altra parola, la solidarietà. La solidarietà che non vuol dire pietismo, ma che vuol dire capacità di entrare nell'ottica che noi siamo realizzati con gli altri e non contro gli altri. Quella cultura dominante, no? È quella forza vicenda. La capacità di mettere insieme le diversità nostre vuol dire proprio riuscire a dare il contributo delle proprie diversità, perché solo con gli altri io mi realizzo, solo nella capacità di solidarietà, che vuol dire capacità di distribuire le rendite economiche, di riuscire a capire che il bene di tutti è la nostra realizzazione. Poco di fiducia, poco di speranza la nostra vita. Lo Papa Francesco lo sta portando per il mondo intero nella sua chiesa, così il mio augurio è che Francesco, figlio, diventi Francesco, che sia la nostra speranza, che la nostra salvezza.